Poeta, romanziere, favolista, commediografo e pittore, Vanni Pucci è una figura di spicco nella Palermo della prima metà del Novecento. Così a 50 anni dalla sua scomparsa a Palazzo Steri la storia di Vanni Pucci rivive attraverso una commemorazione nella quale vengono presentate parte delle sue opere e frammenti dei suoi scritti. La sua prima pubblicazione all'età di 20 anni dal titolo Amuri disse ottiene grande consenso della critica e gli elogi di Giovanni Verga e Giuseppe Pipitone Federico. Ma ai più piccoli che Pucci presta maggior interesse e ai quali dedica buona parte della sua produzione utilizzando la formula della personificazione degli animali, per esempio, ai quali affida ruoli e sentimenti per arrivare a toccare l'emozione dei più piccoli. Alle nuove generazioni possiamo dire che il messaggio di Vanni Pucci è un messaggio universale, perché innanzitutto è un messaggio permeato di amore. Lui era un innamorato della vita, della natura, degli animali e quindi trasmetteva anche ai bambini. Per esempio, guardi, ancora non era nato Walt Disney, eppure nei suoi testi per la scuola educare, lui affida ai topolini determinati ruoli didattici, c'è il topo maestro, perché poi aveva questa grande abilità lui di disegnare i suoi personaggi e quindi anche i testi per l'infanzia sono illustrati da lui stesso.